Quasi 4.000 morti in più in 34 anni nell'area rossa causati da PFAS, è quanto emerge da uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova pubblicato sulla rivista scientifica Environment Health, che ha rilevato l'impatto devastante della contaminazione da PFAS sulla mortalità della popolazione che risiede nei comuni veneti più colpiti, che si trovano nell'area tra le province di Vicenza, Padova e Verona. A renderlo noto il gruppo delle mamme No PFAS. Nel 2013 in Veneto è stata scoperta la vasta contaminazione delle acque che ha interessato 30 comuni delle 3 province, dove i PFAS sono stati rilevati in concentrazioni preoccupanti nelle acque superficiali, sotterranee e potabili, avvelenando circa 350.000 persone. La ricerca condotta dal professor Annibale Biggeri insieme al suo team dell'Università di Padova, in collaborazione con il Registro Tumori dell'Emilia-Romagna, il Servizio Statistico dell'Istituto Superiore di Sanità e con il contributo di Citizen Science del gruppo Mamme No PFAS, evidenzia che dal 1985 al 2018 si è registrato un eccesso di oltre 3.800 morti rispetto all'atteso, una morte in più ogni 3 giorni. In particolare, per la prima volta è stata dimostrata un'associazione causale tra l'esposizione dal PFAS e il rischio elevato di morte per malattie cardiovascolari. Secondo lo studio, inoltre, ad essere maggiormente colpiti sono stati i giovani.